Questa sera si è finalmente acceso il tradizionale albero di Natale posto davanti a Palazzo Moroni. Alla cerimonia hanno presenziato il commissario Penta, l'ex sindaco di Padova Massimo Bitonci e il sindaco di Gallio Emanuele Munari, donatore dell'abete. L'albero è stato decorato da Pandora e rimarrà nell'attuale posizione fino al termine delle festività, per la gioia di grandi e piccini. Swishenberg Channel, Padova.